Per il momento gli investigatori stanno accertando la versione raccontata dal ventenne in attesa di poter sentire quanto prima l'altra verità, quella del 63enne colpito alla testa e ricoverato ancora in coma farmacologico all'ospedale di Montebelluna, dove si trova in prognosi riservata. Questa è la ricostruzione fatta dal ventenne dopo essere stato soccorso dai carabinieri dagli uomini del SUEM 118. Sarebbe andata a casa del 63enne che conosceva bene per vedere come stava, ma qualcosa non è andato per il verso giusto e l'uomo, secondo la versione del ragazzo, lo avrebbe costretto a rimanere in casa, insomma, sequestrato. Mentre il giovane riposava, l'uomo lo avrebbe legato, spogliato, lasciato senza acqua né cibo e costretto ad inviare ai genitori dei messaggi per dire loro che si trovava al mare e che dormiva fuori. Mi voleva violentare, avrebbe detto. Mi diceva che se avessi provato a chiedere aiuto mi avrebbe bruciato vivo. Poi il resto è la cronaca di quanto accaduto. Il giovane avrebbe preso un oggetto in marmo ed avrebbe colpito il 63enne. Una certezza c'è, la procura ha iscritto nel registro degli indagati tutti e due. Le ipotesi di reato vanno da tentato omicidio a lesioni gravi, a cui potrebbe aggiungersi anche sequestro di persona e tentata violenza sessuale. Le prossime ore saranno cruciali, il risveglio del 63enne potrebbe portare alla luce un'altra verità. Fra l'altro l'uomo andava a trovare la mamma che aveva ucciso nel 1984 in cimitero e spesso portava con sé proprio il ventenne dicendo a tutti che era suo figlio. Toccherà ai carabinieri chiarire questo giallo di metà luglio.